Ciao a tutti gli amici di GoWine, io sono Daniele Eberle, agronomo di vite colte e oggi siamo in un vigneto di Barbera destinato alla produzione di La Luna e i Falò. L'uva destinata alla produzione della Luna e i Falò proviene da una selezione di vigneti all'interno della zona più vocata per la produzione del Barbera d'Asti, che è quella dorsale collinale che parte da Costigliole d'Asti e arriva fino a Nizza Monferrato. I suoli sono di origine sedimentaria marina, di origine terziaria. Che cosa significa? Che sono dei suoli egualmente bilanciati tra la componente di sabbia e limargilla, quindi hanno un buon drenaggio, ma soprattutto un alto contenuto di calcare, di origine marina antica, che dà qualità, struttura e serbevolezza ai vini. La Luna e Falò è un vino composto dal 100% di uva Barbera. Questa è una pianta di Barbera che la si riconosce molto bene per la tonalità della foglia, la pagina inferiore pelosa, questo aspetto un po' prostrato. In questo momento siamo arrivati a uno sviluppo vegetativo con 6 foglie, circa 1 metro di parete e soprattutto siamo prossimi alla fioritura. In questa vigna abbiamo già visto i primi fiori aperti. Questo significa che da ora in poi vedremo crescere la nostra produzione. Questo vigneto è stato selezionato per le sue caratteristiche di alto numero di piante per ettaro, circa 5.000, un'età adulta dei 10 anni in su, una potatura corta, cioè un basso carico di gemme, un basso numero di grappoli per pianta, la distanza tra le piante è ridotta, quindi le piante sono più vicine e producono meno uva per pianta. Questo carico di produzione si gestisce con la potatura, la lunghezza del capofrutto, che ci dà sicurezza di arrivare a vendemmia con un'uva perfettamente matura. L'annata che stiamo vivendo è un'annata particolarmente precoce, già a fine maggio la maggior parte dei vigneti sta fiorendo. Questo presuppone una vendemmia anticipata e dei cicli vegetativi molto brevi. Gli agricoltori hanno quindi dovuto correre per sistemare i vigneti. Una volta che le gemme si sono schiuse, i germogli hanno cominciato a crescere, gli agricoltori sono dovuti correre nei vigneti perché questi crescevano molto velocemente per fare la scelta dei germogli, cioè eliminare i germogli in sovrannumero con più uva che avrebbero creato affastellamento della vegetazione e difficoltà nella maturazione, successivamente la palizzatura, il posizionamento dei germogli verticali per dare spazio ai germogli per intercettare la luce e per evitare che i grappoli si ammassassero. Questo lavoro in questo vigneto è stato fatto, ma va ripetuto nel corso della stagione fino al mese di giugno, quando poi si cimerà e la pianta svilupperà lateralmente i germogli laterali. Quindi queste sono le operazioni principali che si faranno sulla parete vegetativa. Un'operazione strategica fondamentale sarà quella che faremo al fine del mese di luglio, diciamo variabile con l'andamento stagionale, cioè ad inizio invagliatura, è la riduzione della quantità di uva, cioè se la densità di piante per ettaro, la potatura, la scelta dei germogli non è a sufficienza a contenere il carico della produzione, si interverrà con una riduzione del numero di grappoli da 6 a 8 per pianta, in modo da contenere la produzione sui 2 kg, 2,5 kg, in modo da dare dei vini rossi strutturati e capaci di resistere nel tempo, come il Barbera d'Asti superiore, la Luna e i Falò. Ciao amici di GoWine, sono Bruno Cordero, l'enologo di Vite Colte. Ci troviamo qui a Barolo nella nostra cantina. Alle mie spalle vedete le barrique in cui viene affinato per ben 12 mesi il nostro vino più importante, che è la Barbera d'Asti superiore, la Luna e i Falò. Queste piccole botti sono di rovere e provengono da diverse foreste francesi. Vengono utilizzate barrique nuove per 1/3 circa, la restante parte sono invece barrique in cui il vino è già sostato per 1 oppure 2 passaggi. Questo per equilibrare al meglio gli aromi e i profumi del vino. Durante l'affinamento in queste piccole botti avvengono diversi processi. Il più importante è la cessione di tannino dal legno di quercia al Barbera. Questa cessione è particolarmente indicata per questo vitigno perché si integra molto bene con la struttura e il sapore tipiche del Barbera, rendendo questo vino più morbido, più rotondo. Degustiamo ora questa Luna e Falò 2017. Al colore si presenta con un colore rosso rubino molto carico, profondo, cupo. Il profumo ricorda moltissimo la frutta rossa,
con anche delle note speziate, leggermente vanigliate, che ricordano il lungo affinamento in legno. Il sapore è straordinariamente rotondo per un Barbera, è un vino con una struttura molto piena, un bel tannino, una lunghezza in bocca molto interessante. Descrive benissimo le caratteristiche tipiche di questo vitigno, che sono sia l'acidità, sia la sua struttura e sia la sua piacevolezza.